Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la Sharia a scuola nella Repubblica laica, democratica e liberale italiana? Proprio no. La storia, o meglio la storiaccia, è quella dell'Istituto Professionale Pertini di Monfalcone, dove ogni giorno, a quanto pare, si presentano a scuola alcune studentesse appartenenti alla numerosissima comunità bengalese locale che indossano il niqab, cioè il velo integrale, quello che lascia solo una fessura per gli occhi, che copre integralmente il corpo e che impedisce il riconoscimento della persona. Tant'è che ogni giorno, prima che inizino le lezioni, queste ragazze vengono portate in una stanzetta appartata, dove un insegnante alza il velo e verifica che siano effettivamente loro, cioè a questi contorcimenti procedurali che in realtà sono contorcimenti valoriali stiamo arrivando. Tra l'altro si innescano una serie di problemi anche qui solo apparentemente logistici a catena, per cui queste ragazze quando fanno ginnastica pare che giochino a badminton e non a pallavolo perché il niqab che arriva ai piedi non permette loro di esercitare alcune attività fisiche, alcune sarebbero dispensate dalla corsa perché svela troppo le forme, quindi in una scuola della Repubblica laica, democratica e liberale italiana si sta accettando che si dispensano studentesse dalla corsa perché essa svela troppo le forme. Per alcune si sta ponendo il problema dello stage che dovrebbero fare in quanto studentesse di un istituto professionale che potrebbe svolgersi in asili comunali, e a quel punto si sta cercando di far capire a queste ragazze che almeno in alcuni momenti devono togliersi questo velo integrale, perché i genitori dovranno pur vedere che consegnino i bambini alla persona corretta. Ma al di là di tutti appunto questi problemi pratici che non sono solo pratici, la stortura è a monte, cioè nella nostra nazione, nella nostra civiltà, nella cultura europea occidentale, la donna è un soggetto portatore di diritti, non è un oggetto da celare. E questo dovrebbe essere uno dei primi insegnamenti che passa anche e soprattutto a queste ragazze. Queste ragazze, per esempio, la loro testimonianza in tribunale varrà quanto quella di un uomo nell'ordinamento italiano, europeo, occidentale, non varrà la metà. Avranno gli stessi diritti finanziari se si sposeranno dell'uomo, non saranno proprietà dell'uomo. Sono persone dotate di una dignità intrinseca, oltre che individui liberi da tutti i punti di vista, dal punto di vista lavorativo, economico, del progetto di vita, e soggetti giuridici portatori di diritti. Da questa trincea valoriale non si dovrebbe smobilitare, non dovrebbe farlo mai la scuola, perché la scuola non solo deve trasmettere nozioni, la scuola deve anche trasmettere il senso di una civiltà. Il senso della nostra civiltà è che la donna ha una dignità sua, è un soggetto libero, è un soggetto portatore di diritti. Quindi capite che la tanto sbertucciata, attaccata legge proposta anzitutto dalla Lega sul divieto del niqab, del burqa, del velo integrale, acquisisce in realtà attualità, perché quella proposta mira a togliere il giustificato motivo per cui si mette il velo integrale. Non c'è nella nostra cultura un giustificato motivo, con le nostre leggi la persona deve essere riconoscibile al netto di esigenze di sicurezza o di presenza nei luoghi di culto, che la proposta stessa della Lega prevede come eccezioni ma esplicite. In tutti i casi non esplicitati non si può coprire integralmente il volto, il corpo, impedire che si riconosca la persona. Non solo, ma questa legge prevede anche il reato di costrizione all'occultamento del volto, perché molte di queste minorenni non avranno un'enorme libertà di scelta, no, nel consesso familiare, che può comportare anche 2 anni di carcere, perché tu, costringendo a occultare il volto a una giovane donna,
la costringe a negare se stessa e la sua identità. Alle nostre latitudini, anzitutto valoriali, non si può fare, soprattutto non si può fare a scuola. La Sharia a scuola proprio no. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un